ma soprattutto sono davvero bellissime. Siamo pronti? 3, 2, 1, parte la sfilata.
Ti piace fare video? Vuoi metterti in gioco e sentirti utile? Entra a far parte della nostra squadra e sarai il benvenuto. Insieme si può fare. I am sat here thinking of you once again. Songs in my head now, they all make sense. Counting down the days to call you mine, mine. In the end I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know it's hard to find. You're my world, my everything. You are my life. You loved you from the moment that we met. The sparkle in your eye, I can't forget. Every single day, you know you shine, shine. In the end, I know that we will be just fine, just fine. What I found in you, I know
conclusa anche questa terza edizione di Miss con la Terme 2020. Al primo posto vediamo Vittoria Rizzi, che sarà la nostra madrina delle Terme di Colà per tutto il 2020, che vince e si porta a casa il super premio di 10.000 euro. Al secondo posto medaglia d'argento Valeria Zanier, seguita al terzo posto da Michela Noli. Tutte e tre bellissime, come bellissime erano tutte le finaliste che quest'oggi si sono sfidate sul tappeto rosso della Dogana Veneta qui a Lazzise. Insomma, una serata davvero straordinaria, e noi ci vediamo per la prossima edizione. Sono Michela Noli e questa sera sono arrivata terza alla finale di Miss con la Terme e sono davvero emozionatissima e felice, soprattutto perché grazie all'organizzazione, nonostante siamo in un periodo così difficile, ci ha consentito di svolgere lo stesso la finale e di divertirci al massimo. Buonasera a tutti, sono Valeria, 24 anni e vengo da Marostica, dalla provincia di Vicenza. Questa sera sono arrivata seconda, è stata veramente una grande soddisfazione. Sono stata molto felice anche di aver scoperto questo meraviglioso parco e di aver conosciuto anche un sacco di ragazze da altre regioni. Buonasera a tutti, sono Vittoria Rizzi, ho 18 anni e vengo da Bergamo. Questa sera sono veramente contenta ed emozionatissima di aver raggiunto il primo posto. Sono veramente contenta di rappresentare il Parco del Mare del Garda, è un parco meraviglioso, stupendo. Grazie a questa esperienza ho avuto la possibilità di conoscere ragazze che vengono anche da altre regioni e poter comunicare con loro e comunque confrontarmi. È stata un'esperienza veramente stupenda e auguro a tutte le ragazze di poter continuare il loro percorso.